Ieri la prima puntata del nuovo talk show Ring, subito a fondo del governatore Zaia sulla questione medici di base. Il passaggio di una parte di loro alle ULSS sarebbe una sfida, è anche su questo che è nato lo scontro. Oggi pomeriggio avvia in Consiglio regionale l'iter per portare al voto della legge sull'autonomia, intanto alla Camera la fuga di Sappada in Friuli potrebbe andare incontro a un rinvio. La confessione di un 43enne trevigiano che si è costituito ai Carabinieri di Bologna, si riapre così il caso della morte di un anziano deceduto l'anno scorso a Oderzo. Non si ferma con la protesta dei migranti iniziata ieri, condizioni insostenibili e freddo, i profughi in strada vogliono lasciare l'ex base. Oggi pomeriggio a Musili di Piave i funerali della neonata trovata morta tra i rifiuti, sarà lutto cittadino per l'addio alla piccola che il paese ha voluto chiamare Maria. Piano del governo per completare il Mose, stop ai vecchi commissari, scioglimento del Consorzio Venezia Nuova e dipendenti all'ex magistrato delle acque. Papa Francesco scrive ai detenuti del carcere Due Palazzi, la lettera indirizzata al coro del penitenziario, una risposta alle missive che in questi anni sono state mandate alla Santa Sede. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che torna a parlare della questione medici di base dopo lo sciopero e con l'arrivo delle nuove agitazioni. In mezzo c'è la polemica, come sappiamo in questi giorni, e è stato uno dei temi toccati ieri dal nuovo talk show di Antena 3 Ring, il talk show del lunedì. E ospite in studio c'era il governatore Luca Zaia, che appunto è tornato sulla questione non solo per parlare delle problematiche legate allo sciopero, le motivazioni, anche sulle soluzioni o comunque sui percorsi. Uno di questi è quello del passaggio all'interno delle ULSS, un passaggio che, rivela Zaia, è stato anche una delle micce che ha creato lo scontro. Sentiamo allora le sue parole. Oggi in Italia il sistema della medicina di base è un sistema in mano ai privati che sono convenzionati con le regioni. E è fuori di dubbio, lo si sa insomma, che i medici di base si sono agitati perché in conferenza da Stato-Regioni io ho chiesto che ci fosse la possibilità normativamente di recepire anche la possibilità di avere un minimo di differenziazione del servizio, no? Penso che su un monte di tot medici di base, se ce ne fossero anche alcuni, come accade nella sanità, alcuni, quindi non tutti, ma alcuni, una parte, che comunque in maniera così anche, non dico simbolica, ma diventino anche un benchmark, un punto di misurazione di medici assunti direttamente dal pubblico, quindi medici che si fanno il loro orario di servizio presso un ambulatorio ma siano pubblici. La sanità in Veneto ha il 12% di privato, cioè noi abbiamo mixato la parte pubblica con quella privata e abbiamo deciso che gli ospedali privati, passatemi l'inesattezza, non sono solo ospedali, diciamo gli ambulatori, gli ospedali privati, non superino il 12%. Questo è il mix che ha deciso il Veneto. Siamo la regione con minor componente privata. Sarà pur possibile che ci si possa anche porre un quesito che sul contingente di medici di base si possa introdurre anche un elemento di pubblico, visto che considerato che sono tutti privati. Ma lo dico anche come raffronto, no? Come anche benchmark, come un momento di sfida, di capire come funziona. E lì apriti cielo, quando io ho proposto sta roba a Roma, è passata magari inosservata ai più, ma io qualche mese fa a Roma ho proposto durante un provvedimento di lasciare mano libera alle regioni che volessero tentare questa esperienza. E quello penso sia stata la rottura, abbia rappresentato la rottura della diga e il fiume in piena. C'è un dibattito sull'unità, sulla medicina di gruppo, un dibattito che può vederci anche su posizioni opposte. Noi siamo partiti convinti di creare almeno 300 medicine di gruppo, cioè di mettere assieme i medici, però ci siamo anche resi conto che nei paesi con l'ossatura e con la logistica del Veneto, dei 575 comuni, ad esempio la medicina di gruppo magari funziona benissimo in una città, dove magari gli anziani si spostano in autobus e raggiungono il gruppo di medici che fa ambulatorio, ma diventa difficoltoso nei paesi dove tu magari devi chiudere un ambulatorio, un piccolo presidio in un paese e costringere magari i nostri anziani a dover fare 4-5 km per raggiungere la medicina di gruppo. Non solo medici a Ring, ieri si è parlato ovviamente anche di autonomia e proprio oggi in Consiglio regionale, giornata importante perché dalle 14:30 dal pomeriggio inizia la discussione
in Consiglio regionale sulla la legge, per convertire poi la legge sull'autonomia. Nella legge che uscirà dal Consiglio, garantisce il Presidente dell'Assemblea Ciambetti, sarà specificata in modo particolareggiato ogni competenza con intenti e obiettivi chiari. A Roma non si andrà a discutere in termini generici, ma a parlare di un vero progetto, questo garantisce Ciambetti. Tra i temi caldi della discussione in aula vi sarà soprattutto ovviamente quello delle risorse legate all'autonomia. Quindi la maggioranza compatta conferma la richiesta dei 9 decimi di IRPEF, IRES e IVA per giungere a una cifra superiore ai 18 miliardi. Troppi, secondo il Partito Democratico, che ritiene si dovrebbero contenere le richieste per non penalizzare eccessivamente le altre regioni italiane. Vedremo cosa accadrà allora tra oggi e domani, insomma, è previsto il clou della votazione per il Consiglio dell'autonomia. Intanto da Roma oggi doveva essere un giorno decisivo per la questione del passaggio di Sappada in Friuli, caso che doveva tornare in Parlamento. Se ne è parlato un altro capitolo della puntata di ieri di Ring, ma con tutta probabilità l'intero iter di passaggio al Friuli si bloccherà o comunque sarà rinviato da 2 vizi di forma messi in luce fra l'altro da un deputato trevigiano, Simonetta Rubinato. O meglio, del deputato trevigiano Simonetta Rubinato, il suggerimento che ha portato alla lettera inviata a Roma dal Consiglio regionale e che di fatto invalida tutto l'iter, mantenendo il territorio sappadino, quindi anche le sorgenti del Piave, in Veneto. Una settimana fa io ho sentito il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti e ho chiesto a lui se la Regione aveva nulla da dire a proposito del fatto che dopo un referendum sull'autonomia, anzi 2 referendum sull'autonomia del Veneto e del Bellunese, una comunità come quella sappadina, dove ricordo ci sono anche le sorgenti del Piave, potesse passare così d'amblè con una legge tra l'altro ordinaria, con un parere favorevole della Regione Veneto senza colpo ferire. Perché in realtà manca il parere della Regione. Sì, questo è quello che ha scritto il Presidente Ciambetti alla Presidente della Camera mercoledì scorso. È arrivata una sua lettera che segnala alla Presidente Boldrini che nella procedura prevista dall'articolo 132 della Costituzione deve esserci il parere della Regione, sia della Regione Veneto che della Regione Friuli Venezia Giulia. Ebbene, risulta che il parere della Regione Veneto non c'è, è agli atti una semplice mozione che però non è il parere richiesto dalla Costituzione. Tutto bloccato quindi a Roma. Fino a quando non viene acquisito il parere del Consiglio regionale del Veneto. Tra l'altro il Senato ha votato senza questo parere. Quindi so che questo che io sto dicendo creerà sicuramente sconcerto nella comunità sappadina, per la quale ho grande rispetto, nonostante io faccia questa battaglia con lealtà nei confronti di quella comunità che amo profondamente. Ma vorrei ricordare a tutti che una procedura viziata è una procedura che comunque non porterebbe da nessuna parte. E non è l'unico passaggio mancante per il distacco di Sappada dal Veneto. Dobbiamo verificare la necessità o meno di una legge costituzionale, perché la MON, per trasmigrare in Trentino Alto Adige, il governo ha sempre detto, il Parlamento hanno detto che serviva una legge costituzionale. Qui invece si sta discutendo di una legge ordinaria. Quindi sono 2 vizi di procedura, di forma, particolarmente rilevanti. Allora vedremo se questo sarà l'intoppo definitivo per Sappada. Adesso la cronaca di una confessione shock arrivata improvvisamente ieri a Bologna, un 43enne trevigiano, Peter Gino di Oderzo, che confessa ai carabinieri: ho ucciso mio padre un anno fa, e quindi si riapre un caso di una morte che sembrava apparentemente naturale a Oderzo. Ho ucciso mio padre. Poche parole che hanno spiazzato i carabinieri di Bologna, dove sabato sera si è presentato un 43enne trevigiano, spiegando che non doveva sporgere solo una normale denuncia. Nessuno in quel momento poteva immaginare che quell'uomo, arrivato spontaneamente in comando, volesse confessare di essere l'autore di un omicidio. Il delitto in questione è quello del padre dell'uomo, un anziano deceduto l'anno scorso a Oderzo. La vicenda fu chiusa come una tragica fatalità. L'anziano, infatti, sarebbe morto soffocato da un boccone andato di traverso, ma ora la vicenda si riapre alla luce di quanto dichiarato dal figlio della vittima, che ha raccontato di essere stato lui a soffocare il padre facendogli inghiottire un grosso pezzo di cibo. La procura, che ha immediatamente disposto il fermo del 43enne, ora dovrà verificare la veridicità della confessione del trevigiano e disporre ulteriori accertamenti, a partire dalle cartelle cliniche dell'anziano. Nelle prossime ore il fascicolo da Bologna dovrebbe essere trasferito in procura a Treviso, a cui spetterà il compito di chiarire i tanti aspetti ancora oscuri di questa vicenda.
A Cona adesso nel veneziano, perché la protesta dei migranti scesi in strada ieri continua, sono tornati nuovamente in strada anche nella piazzetta di Cona, perché protestano contro le condizioni insostenibili all'interno dell'ex base missilistica, soprattutto in questo periodo invernale. Allora ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Tiziana Bolognani per capire come sta andando. Tiziana. Buongiorno da Conetta, dove al centro di accoglienza dei migranti continua la protesta dei richiedenti asilo che anche oggi sono in strada per chiedere che qualcuno intervenga per risolvere le problematiche relative al freddo e all'umidità delle tende. Per motivi di sicurezza la cooperativa pare abbia tolto le stufette che venivano utilizzate per scaldare gli ambienti. Le richieste sono rivolte al Ministro dell'Interno ed è a Minniti che sono indirizzati gli slogan dei migranti che hanno tentato di bloccare il traffico verso la provinciale, ma le problematiche relative al freddo ci sono quelle mai risolte della lentezza delle procedure burocratiche di richiesta asilo e del sovraffollamento che sarebbe comunque inferiore rispetto ai mesi scorsi. La protesta è seguita dalle forze dell'ordine che stanno monitorando la situazione. Da Conetta per il momento è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani, vedremo come si svilupperà questa protesta. Restiamo nel veneziano perché alle 15 di oggi nella chiesa parrocchiale cittadina saranno celebrati i funerali di Maria, così l'hanno chiamata la neonata vissuta appena 5 giorni, lo ricorderete, trovata morta all'interno di un sacchetto di plastica tra i rifiuti nei pressi di una azienda del posto, trovata dagli operai che poi sono seguiti in questi giorni anche da uno psicologo, ovviamente dopo lo shock per il ritrovamento. Dunque alle 15 il funerale della bimba con il lutto cittadino, il paese quindi che si ferma, è stata una vera e propria corsa per adottare questa sfortunata piccola di appena 5 giorni, tanto che i cittadini residenti hanno scritto al sindaco Silvia Susanna per darle almeno un nome per la sepoltura, si chiamerà Maria, quindi si prevede una presenza importante della comunità che ha adottato questa bimba, mentre sul fronte dell'indagine ancora non ci sono novità sul responsabile di questa morte, sull'abbandono e quindi la morte della piccola Maria. Adesso restiamo a Venezia, ma parliamo di una storia infinita ormai, che è quella del Mose, anche se il governo ha un piano per trovare almeno un punto fermo. Sentiamo quale. Potrebbe essere lo Stato a prendere direttamente in mano la gestione del Mose attraverso il provveditorato interregionale alle opere pubbliche. L'ipotesi da qualche giorno è sul tavolo del ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio ed è avvallata dal presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. L'anomalia del Consorzio Venezia Nuova, sostiene quest'ultimo, deve essere risolta in maniera politica. Il Ministero deve valutare e decidere se ci sono le condizioni per proseguire con l'attuale meccanismo. L'ex magistrato alle acque potrebbe dunque assumere i circa 100 dipendenti del consorzio, affidando loro il compito di terminare il sistema di dighe mobili. Una soluzione che porterebbe allo scioglimento di fatto del consorzio e, secondo i suoi promotori, velocizzerebbe le procedure per completare questa interminabile opera pubblica. Torniamo alla cronaca, super lavoro per i vigili del fuoco nella notte con 2 roghi divampati nella Marca, vediamo. Notte di roghi nella Marca con un notevole impegno dei vigili del fuoco impegnati a spegnere gli incendi divampati in varie zone della provincia. A Ponte di Piave, in un condominio di via Jesolo, le fiamme hanno divorato un garage con all'interno 2 auto alimentate a gas, fortunatamente non coinvolte nell'incendio. Per il timore che si potesse verificare un'esplosione, l'intero edificio è stato evacuato. I pompieri sono giunti con 4 mezzi da Motta di Livenza e Treviso ed hanno lavorato dalla mezzanotte alle 2 per domare le fiamme e mettere in sicurezza il garage. L'altro incendio alle 4 di stamattina a Miane, a prendere fuoco un cumulo di legna ammassato sotto il portico di un'abitazione vicino ad una canna fumaria. Ad innescare il rogo probabilmente una scintilla, poi il forte vento che ancora nella notte interessava l'area pedemontana della Marca ha alimentato le fiamme. I pompieri di Vittorio Veneto e Conegliano hanno terminato l'intervento dopo circa 3 ore. E ancora un intervento dei vigili del fuoco, però stavolta per un materasso che ha preso fuoco nell'ex caserma dei Carabinieri di via Brigata a Padova.
L'intervento è scattato nel cuore della notte. Le fiamme erano divampate in una ex caserma dei Carabinieri in quartiere Palestro. Erano quasi le 3 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata a Padova. Ad avere preso fuoco un materasso. Forse la struttura, inattiva da tempo, era stata scelta come riparo per la notte da qualcuno. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio senza danni particolarmente gravi per l'edificio. E stamane paura a Vedelago, siamo tornati nella Marca trevigiana sulla Postumia intorno alle 6 in direzione Trevignano per uno scontro tra 3 auto, uno scontro frontale, una delle quali, una delle auto è rimasta incastrata all'interno delle 3 vetture. Lo schianto è avvenuto per cause ancora da stabilire 1 chilometro dopo ristorante Antica Postumia. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco di Castelfranco insieme al SUEN 118 e le forze dell'ordine. Appunto c'è una persona stata liberata dalle lamiere ed è in gravi condizioni all'ospedale. Lasciamo la cronaca adesso, parliamo di Papa Francesco che sappiamo ha tra le sue abitudini quella di dare molti contatti, quindi di telefonare, di scrivere ai fedeli. Questa volta una missiva è arrivata per il coro dei detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. Papa Francesco ha preso carta e penna e ha mandato una lettera ai detenuti del coro del carcere Due Palazzi. La vicenda che ha portato alla missiva ha inizio un mese fa, quando Armand David, in carcere a Padova da 12 anni, scrive insieme agli altri detenuti una lettera diretta a Francesco, parole che Armand riesce a leggere al pontefice durante un incontro con altri detenuti avvenuto 20 giorni fa durante un'udienza. Il Papa a sorpresa ha inviato poi un biglietto, ringrazia per quello che fanno e promette di pregare per loro nella speranza che loro facciano altrettanto per lui. Firmato fraternamente Francesco. Armand ha letto le parole del Papa al termine delle prove del coro, tra lo stupore e la gioia di tutti gli altri detenuti. Allora parliamo di profughi, ma profughi di 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, a pochi giorni dalla sconfitta di Caporetto. Parliamo della Grande Guerra. Per le sorti del conflitto suonavano le ore decisive nella Marca trevigiana. Al Molino della Sega, nel comune di Breda di Piave, la battaglia d'arresto che bloccò la ritirata dell'esercito sul fronte del Piave. Ci sono molte storie legate a quell'evento. Ogni volta che ce la raccontava, i suoi occhi lacrimavano sempre. Sempre, perché erano cose tanto, e quando i suoi nipoti dicevano mamma ho fame, lui diceva no, voi non potete dire che avete fame, potete dire che avete solo appetito, perché per vostra fortuna la fame non sapete cos'è. Chissà quante volte l'ha narrata a figli e nipoti, ma non importa, Fiorenza Marin, trevigiana, classe 1940, la racconta sempre volentieri. È la storia del papà Eugenio. Nel 1917 aveva appena 6 anni e abitava a Colfosco di Susegana con i suoi 3 fratelli, la mamma e il papà. Arriva improvvisa la disfatta di Caporetto, la drammatica ritirata dell'esercito italiano fino al Piave. Con i soldati ripiegano anche migliaia di civili, ma non tutti. Molti paesi della sinistra Piave rimangono isolati e colti alla sprovvista. Da un giorno all'altro si trovano al di là del fronte, in zona occupata dall'esercito austriaco. Eugenio Marin e la sua famiglia abbandona la casa a Colfosco e comincia l'esodo forzato disposto in fretta e furia dagli austriaci. Furono tutti comandati di andare profughi, senza sapere la destinazione, e quando l'hanno saputa si sono trovati sopra un treno in 1400 e scaricati a Tarcento in Friuli. Quella vissuta dalla famiglia Marin e da molti altri esattamente 100 anni fa è l'odissea dei profughi di guerra, una delle conseguenze più pesanti della sconfitta di Caporetto, una pagina di storia che va ricordata proprio qui sulla riva del Piave, al Molino della Sega a Breda, dove si combatté la decisiva battaglia d'arresto nel 17. Nel fine settimana il comune terrà le commemorazioni di quell'evento. Anche se i tempi sono completamente diversi, lontani 1000 miglia da quei vissuti, vorrei che qualcosa restasse di questo bisnonno. Adesso la pubblicità, poi parleremo di animali, di alcuni cuccioli abbandonati a Mestre che cercano un padrone. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Poche ore di vita e subito abbandonati a Mestre. Sono alcuni cuccioli di cane che sono ospitati nel rifugio Mamma Rosa a Mira. Allora andiamo a conoscerli. Eccoli 2 cuccioli di cagnolini abbandonati e ritrovati, non hanno ancora 3 giorni di vita.
Speriamo ce la facciano passare il livello un po' quello critico per loro, e così tra 2 mesi potranno andare in adozione. A riscaldarli con la luce artificiale i volontari del rifugio Mamma Rosa, a occuparsi di loro e a nutrirli con il suo latte Lulù, questa cagnetta con un fortissimo senso materno verso gli altri orfanelli già presenti al rifugio. Fortunatamente abbiamo qui la nostra fantastica Lulù, che stava già allattando altri 4 cagnolini, 2 suoi, 2 che aveva già adottato lei, quindi abbiamo questa cagnolina che ha adottato altri 2 cagnolini, che sono i cagnolini appunto che sono arrivati ieri sera. Lo strano ritrovamento a Mestre nei pressi di Corso del Popolo, i 2 cuccioli ospiti a mira degli amici del rifugio. Mamma indaffarata e super protettiva, Lulù non fa avvicinare nessuno e si preoccupa per la presenza della nostra telecamera. Tra gli amici del rifugio anche i micetti e questi cagnolini comodamente seduti in divano. La femminuccia la Chiara e Giorgino il maschietto. Adottati anche la capretta Claretta, i coniglietti, le cavie, il fagiano e i suoi amici pulcini, ora diventati adulti. Qui alla Casa degli Animali c'è bisogno di tanto amore e molta solidarietà. Abbiamo bisogno in maniera prevalente proprio il cibo, specialmente per i gatti, che sono un'emergenza che c'è nel territorio. E poi c'è quest'altro cucciolo, ancora tremante nonostante sia ospite del rifugio da una settimana. I suoi occhioni dolci e imploranti chiamano e cercano una nuova casa e un abbraccio sincero dove potersi sentire al sicuro. Se qualcuno vuole venire a conoscere lui, è qui alla Casa degli Animali, abbiamo lui, ma abbiamo anche cani adulti, come ad esempio Peter, che è un Amstaff che cerca casa, che ci è stato ceduto da una famiglia che non lo poteva più tenere, e insomma, se volete venire a conoscerlo potete venire qui alla Casa degli Animali. Adesso parliamo di rugby, di un campione conosciuto in tutto il mondo come David Campese, che a Padova ha giocato 3 anni trovando amici. È una città accogliente. In questi giorni è tornato nella città del Santo per insegnare il suo sport ai ragazzini del Petrarca, accolto ovviamente con grande affetto da tutta la città. Padova è sempre la stessa, la gente è accogliente e la città stupenda. Mi tornano alla mente splendidi ricordi. La sua visita a Padova in questi giorni ha richiamato centinaia di tifosi del Petrarca, il suo nome fa ancora battere forte i loro cuori. David Campese oggi ha 55 anni, ma detiene il record mondiale di mete segnate, sono 64 con la maglia dell'Australia. Famiglia vicentina di Montecchio Precalcino, lui cresce a Canberra, diventando uno dei più grandi giocatori di sempre, vestendo per 101 volte la maglia dell'Australia, campione del mondo nel 91. A Padova era arrivato giovanissimo, vincendo 3 scudetti con il Petrarca. Ho lasciato tanti amici, ho avuto un'esperienza di vita che mi ha arricchito molto. Ho imparato ad apprezzare il cibo e la cultura e anche nel rugby giocare con il Petrarca mi è servito molto nella mia carriera. David ha tenuto al Petrarca un corso per allenatori, ha ricevuto in comune il saluto della città, ha incontrato i suoi ex compagni di squadra degli anni '80, oggi gestisce un'accademia di rugby itinerante. Alleno in tutto il mondo, porto la mia esperienza ai giovani per farli crescere. Quest'anno sono stato in Kenya, Hong Kong, Bahrain, Singapore e Padova. Ora vado in Inghilterra e Scozia. Restare sempre connessi con Antena 3, con i servizi, con i programmi è possibile? Sì, è possibile scaricando la nuova applicazione per i telefonini e i tablet di ultima generazione. Basta appunto scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antena 3, staccato tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file dei servizi TG oppure quelli degli approfondimenti. 20:10, la voce del mattino, alle 13, Ring, il talk show del lunedì, è tutto a vostra disposizione e basta davvero un click sul telefonino. Siamo in chiusura, vi ricordo gli ospiti allora delle puntate di oggi a partire da ore 13, fra pochissimo spazio alla sanità, quindi si parlerà con Francesca Bozza di malattie reumatiche assieme al reumatologo Renzo Biscaro. Questa sera invece 20:10, quindi la politica e l'attualità con Ferdinando Avarino, ospiti in studio Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Roberto Caon, onorevole di Forza Italia. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Migliora il tempo sulle nostre regioni, qualche nube ci sarà, ma sarà del tutto innocua. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto molte nubi, ma anche presenza di ampi spazi soleggiati. Il cielo sarà più coperto sul Rodigino costiero, ampio soleggiamento altrove. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 9 e i 12 gradi circa, valori notturni attesi tra 2 e 7 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Qui il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più sul Triestino, ma del tutto innocua. Le temperature massime saranno comprese tra i 10 e gli 11 gradi, minime sui 3-4 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. La pressione sulla nostra regione è in aumento, il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime sono attese sui 10-9 gradi, i valori notturni previsti sullo 0 o 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste, molto mosso al largo, i venti forti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.